lasciando stare a parte salvare l'originalità, semplicemente invece che stare a diventare matti dovendo piegare lamierati, perché questi qua sono 2 lamierati saldati assieme, si pensava di rimuovere completamente questa parte, questo sostegno qui, sostituirlo con un tubolare da 70, quello quadro, che è misurato quadrato, 70 mm esatto, di lato. un 70x70, perdiamo un pochettino in leggerezza, ma alla fine non è un problema, recuperiamo in robustezza però. Vero? Tanto. E successivamente dopo, quindi con il profilato nuovo praticamente, con i supporti nuovi e gli altri 3 che sono già stati tagliati, già preparati e tutto, noi esterno al furgone dovremo preparare la struttura saldata e preparata rigorosamente con le dime, perché non deve piegarsi, non deve succedere niente per quanto riguarda la linearità. Una volta saldata e finita, tagliamo definitivamente i supporti, questo e questo qui, quindi tutta questa parte qua si viene a togliere, tutta la parte posteriore viene a rimuoversi. Con il pezzo già pronto, già fatto e finito, andiamo a rimontarlo cercando di centrarlo il più possibile. Dopo aver riproposto questo, torniamo a risaldare semplicemente, andiamo a riunire con i supporti, con le 3 barre, quindi andiamo a risaldare tutto quanto assieme e così abbiamo il pianale, il retro del furgone completamente nuovo, più sicuro, perché alla fine questa parte qua viene sostituita, più sicuro, nuovo e non ruggine, quindi non vecchio. Comunque la carrozzeria sorretta. Esatto, la carrozzeria sorretta. Per salvare la bellezza dell'originalità, questo qua, il profilato che era quello più particolare, quello che dà più preoccupazioni, si rifà, seguendo magari, visto che ha curvature particolari, si cercherà un modo di fare, che comunque è solo la parte esterna, quella che effettivamente si viene a vedere, no? La pelle. Esatto, è la pelle che si vede, quindi sotto possiamo mettere qualsiasi cosa che verrebbe comunque coperta, salvando la faccia, tra virgolette. Quindi l'unica cosa, allora, questa qui, per semplificare i lavori, è la cosa migliore, perché invece che stare a piegare lamierini, saldare, rischiando comunque che la lamiera si pieghi, con un tubolare già pronto sappiamo sicuramente che è dritto. Quindi questo qui invece dovremmo farlo magari trovando un modo, una maniera, una dima, usando anche il portellone, perché anche il portellone comunque è curvo, segue comunque la curvatura che ha questo profilo qua. Dopo averlo riproposto, dopo aver saldato tutta la roba nuova, si va ad applicare qua, comunque prosegue, si risalda assieme a punti come era saldato in precedenza ed è praticamente più robusto, nuovo praticamente, e bello da vedere, quindi seguendo la linea originale. Questa sembrerebbe la soluzione più veloce, più pratica, più sicura, più economica anche. E sinceramente io il Dogo qua adesso che abbiamo visto sarebbe anche meglio, quindi in pratica si potrebbe... Proviamo di tanto lavoro, però è la cosa migliore come robustezza, come... Tanto di pelare mi sostegno non è niente di originale. Quindi... Sì, no, infatti il pianale comunque è nuovo, più un pezzo in più un pezzo in meno, rifatto nuovo non cambia alla fine. Quindi servirebbe in pratica, cosa serve? Servirebbe un tubolare di sezione quadra, 70 mm di lato, ho misurato la lunghezza di 110, 1,10 m. Perfetto, grazie.